La partita più importante dell'anno, quella che può decidere una stagione intera, è finalmente arrivata. A Montichiari oggi il Treviso si gioca il tutto per tutto nell'ultima giornata del campionato di seconda divisione. Giorico porta palla, c'è una prateria davanti a lui, prova addirittura al destro, rete! Gol di Daniele Giorico, il minuto è il 25esimo, esplode la tifoseria bianco-celeste. Torromino contro Polizzi. Attenzione, Torromino parte con il destro, rete! 2-0 del Treviso, Giuseppe Torromino. Mette giù Dimas, il pericolo numero 1 per il Treviso, il tocco intelligente per Kire Mateng, palla in mezzo, Florian, ed è il gol del Montichiari. Adesso i bresciani ci credono. Dimas sul primo palo, mette fuori Maracchi, arriva però Dolce prima di Bandiera. Tocco, attenzione per Dimas, entra in area Dimas, tocco sotto ed è il pareggio. Adesso però la punizione, probabilmente Spinosa toccherà per Torromino, infatti è così. Torromino cerca lo spazio, al destro, gol! Gol! Giuseppe Torromino, Treviso in vantaggio. Bomba del 7, Giuseppe Torromino, Treviso primo, promozione, Torromino arriva a festeggiare. Treviso 2, Treviso 3, Montichiari 2, Giuseppe Torromino, gol! La battuta di Polizzi lunga, l'arbitro al fischietto in bocca, Beccia su Florian, ed eccolo, 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 triplice fischio finale, Treviso in prima divisione vince il campionato di seconda, Treviso promosso, 3-2 sul Montichiari, è festa grande sugli spalti delle Menti, il Treviso corona il sogno, seconda promozione consecutiva, secondo campionato vinto, grazie a questa vittoria sul campo del Montichiari. Presidente, un finale thrilling, ma alla fine è fatta. Il Treviso ha centrato la sua seconda promozione consecutiva, secondo campionato vinto, adesso è prima divisione. Sì, onestamente il terzo, perché anche quello del Celeste è stato campionato vinto. Comunque, al di là di tutto, abbiamo dimostrato durante l'anno di esserci come squadra, come gruppo, come tutto. Oggi chiaramente tirare fuori dal cilindro quello che sa tirare fuori il Torromino va, diciamo, a favore solo del Treviso, perché il Torromino ce l'ha solo il Treviso. C'erano qua parecchi osservatori che subito sono catapultati a chiederlo. Io ho detto Torromino da Treviso non si muove, perché ho già messo il piede bloccato con le chiavi buttate via, quindi non si muoverà mai a Treviso. Si pensa già al futuro, quindi a nuovi successi? Sì, beh, sicuramente. Adesso vedremo queste riforme di questa Lega Pro 1 e Pro 2, se ci sarà, se non ci sarà. Però Treviso penso che sia una piazza che meriti veramente una Pro 1 di un certo livello. Noi siamo pronti per fare ancora degli sforzi per essere competitivi anche in Lega Pro 1.